Badia Calavena, una delle parti della Val di Lasi tra le più note, un comune tra i più noti, tra l'altro un'economia che si basa prevalentemente da sempre sull'agricoltura ma anche sull'artigianato e che si sta sviluppando anche sul terreno turistico. Da qua il progetto targato GAL, che ci porta oggi a incontrare il giovanissimo sindaco, mi permetto di dire, Emanuele Anselmi. Grazie sindaco di questa ospitalità. Grazie a voi di essere qui. Arriviamo al progetto GAL. In quale economia intanto si inserisce il sindaco? Sostanzialmente stiamo cercando anche noi di attirare o comunque entrare nel circuito del turismo, perché abbiamo vicino il Carega, abbiamo vicino tutti i rifugi, Revolto, Pertica, abbiamo Campo Fontana che ultimamente sta diventando una meta molto gettonata, e con diciamo il comune che abbiamo accanto che è Selva di Pronio, e quindi abbiamo notato che sempre più persone sono presenti sul nostro territorio e da qui l'idea di inserire un percorso che collegasse una serie di comuni e permettesse che anche il nostro comune diventasse una meta turistica sostanzialmente. Questo progetto, la Vecia Via della Lana, peraltro, o Dorsale della Storia, altro bel sottotitolo, permette di rinvigorire appunto la vostra proposta turistica. In cosa è consistito l'intervento? Si è concentrato nel sistemare delle carreggiate già presenti, delle strade diciamo vicinali o comunque dei sentieri, ma di ampio, non sentieri singoli dove passa una persona sola, erano già quasi delle stradine percorse da trattori che appunto passavano nel dorsante est nostro e quindi andavano a collegare il comune di Tregnago con il comune di Selva di Pronio. Queste stradine sono state tutte ristrutturate, risedimentate e quindi è diventata a tutti gli effetti un percorso percorribile sia a piedi che in mountain bike sostanzialmente. E i risultati si cominciano a vedere in qualche modo? Adesso è molto utilizzata, parlavo prima col mio collega di Selva che stiamo ricevendo delle email dove ci chiedono di sistemare magari il cartello, però questo è sintomo che la strada è sentita ed è seguita, quindi il risultato c'è. Dobbiamo dire che la nostra valle, la Val di Lasi, in questi 5 anni ha avuto un bel dialogo su diversi temi, che va dalla strada provinciale, che tanto aspettiamo da anni, e anche al turismo, con lo yacht, cercando di essere vicini allo yacht di Soave, piuttosto che quello della Lessinia. Quindi insomma sono degli anni in cui stiamo dialogando. Signor Sindaco, noi la ringraziamo, abbiamo capito che c'è tutto un percorso, però è il caso di dire che è ben tracciato. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi.